Risultati in linea con le condizioni del tempo in casa Pozzo. Tanti rovesci e qualche timido raggio di sole. In seconda categoria vittoria in trasferta per i ragazzi di mister Anconi contro un San Marco Borgo Milano bisognoso di punti per evitare il play-out. Il gol di Fiorio assicura matematicamente ai rossoblù il secondo posto in classifica e, con buone probabilità, il passaggio diretto al secondo turno dei play-off. Ed ora riflettori puntati sullo stadio di Piove di Sacco nel Padovano dove mercoledì il Pozzo disputerà la finale della Coppa Veneto contro i trevigiani del Cappella Maggiore. Vincere significherebbe promozione. Sarebbe il degno coronamento di una splendida stagione. Se per la prima squadra c'era il sole, un'autentica gradinata si abbattuta sulle travi delle squadre allievi. La compagine A di Mister Manfrin perde 8-1 in casa il derby con il San Giovanni del Patotto. Partita strana, primo tempo equilibrato, secondo tempo con i rossoblù che subiscono ben 6 reti. Gli allievi B invece perdono a Cagliero 5-2 in una partita a senso unico, che non ha mai visto il Pozzo in grado di impensierire gli avversari. Se per gli allievi si può parlare di grandinata, per i giovanissimi si è trattato di un vero e proprio diluvio. Il 9-1 al passivo contro l'Atlas dice lunga su come sono andate le cose. Torna il bel tempo quando si parla dei Pulcini 2004, che vincono in trasferta contro il Parietà del San Giovanni del Patotto. Sugli scudi Matteo Bezzon, autore di una doppietta. Partita piacevole, come sempre accade quando si parla di questa categoria. Settimana contrassegnata, come abbiamo detto, dal grande appuntamento di mercoledì a Piove di Sacco, dove alle 18 la prima squadra disputerà la finale di Coppa Veneto. Sempre mercoledì i Pulcini 2003 saranno impegnati a Medolla, Modena, in un torneo nazionale. Giovedì gli allievi B recuperano la partita contro il Lugagnano, sospesa il 30 marzo per impraticabilità di campo. Sabato iniziano gli esordienti in casa con il Castellazzano, seguono poi gli allievi B in casa con il Grezzana. Domenica mattina i giovanissimi giocano in casa con il Borgo San Pagrazio, mentre gli allievi A sono di scena dei Lasi. Nel pomeriggio alle 16:30 la prima squadra termina la stagione regolare ospitando il Primavera 99, squadra bisognosa di punti.